A Venezia, dove ci sono 212 case occupate, alla faccia del decreto Salvini che prevederebbe gli sgomberi, lì prefetto, questore non si vedono. Un attacco senza precedenti ai vertici delle forze dell'ordine arriva dal presidente dell'Ater veneziana Raffaele Speranzon, che in un video su Facebook si rivolge con toni durissimi al prefetto Vittorio Zappalorto e al questore Danilo Gagliardi. Oggetto della polemica lo spiegamento di forze mostrato mercoledì sera allo Stadio Baracca in occasione della partita della Coppa Italia di eccellenza tra Mestre e Montecchio Maggiore. C'erano decine di poliziotti in tenuta antisommossa con caschi, manganelli. C'erano decine di carabinieri, anch'essi in tenuta antisommossa, per svolgere una importante azione di ordine pubblico. E allora ci si chiede se a Mestre, in questa città, a quell'ora, non ci fossero dei luoghi dove era più opportuna la presenza delle forze dell'ordine. Prefetto e questore, accusa Speranzon, hanno impiegato decine e decine di poliziotti e carabinieri per perquisire degli anziani di 70 anni e i loro nipotini di 8. Non risulta che ci fosse alcuna ragione logica per mobilitare con i soldi pubblici, con le nostre tasche, decine e decine di poliziotti e carabinieri per perquisire qui. Mio zio che ha 72 anni è stato perquisito come un delinquente. Un episodio spiacevole nel racconto dell'esponente di Fratelli d'Italia avrebbe coinvolto anche il fotografo del calcio Mestre. Un carabiniere lo ferma e gli dice: dove pensa di andare? E lui risponde: a fare il mio lavoro. E lui dice: questo lo dice lei. No, guardate, questo lo dice lei, lo dovete dire ai giovanotti dei centri sociali che fanno tutto in spregio dalle regole, lo dovete dire ai pusher nigeriani che infestano la nostra città, lo dovete dire a tutti coloro i quali delinquono. Voi dovete portare sicurezza e giustizia dove c'è ingiustizia e insicurezza. Ma smettetela di perseguitare il calcio Mestre. La mia non vuole essere una critica all'operato degli uomini in divisa, puntualizza Speranzon, ai quali auguro un buon Natale ringraziandoli per il loro servizio. Qualche critica, permettetemi, lasciate che la faccia a chi invece non ha la divisa, ma ha la giacca e la cravatta. E con la giacca e la cravatta dà gli ordini dagli uffici e disloca in modo insensato e irresponsabile le forze dell'ordine del nostro territorio.